Sì, Assessore, questa è una IRI, anche questa è abbastanza facile perché potrei anche dire si illustra da sé, nel senso che noi non abbiamo capito se l'amministrazione è stata vittima di una svista o se appunto ci saranno delle altre motivazioni per quello che è successo inerenti a questa domanda di un progetto di variante ampliamento che di fatto si tratta di una variante sostanziale, così come abbiamo stabilito in quest'Aula con la legge 12/2016, di un progetto di attività estrattiva. Ovviamente siccome sulla 12/2016 avevamo già stabilito che ci dovessero essere delle moratorie, quindi la possibilità di fare alcune domande per poter continuare a estrarre pietra ornamentale, anche perché di questo poi si tratta, però queste moratorie dovevano riguardare solamente alcuni tipi di domande, non quelli riguardanti le varianti sostanziali così come le abbiamo definite proprio con la 12. Allora io per quello chiedo all'assessore se la domanda che è stata presentata il 14 luglio dalla ditta che poi si occupa della cava cosiddetta Pramosio sia da ritenere ammissibile o meno in mora dell'attivazione dell'approvazione del PRAI. Assessore Vito, prego. Sì, la questione è un po' diversa, la spiego brevemente come appunto gli uffici hanno correttamente istruito. Allora, pregiatissimo consigliere, la domanda per l'attivazione della procedura di screening della cava Pramosio è arrivata il 14 luglio 2016. La domanda è stata completata il 20 luglio 2016 e il 27 luglio 2016 è stato pubblicato l'annuncio sul sito regionale che formalmente avvia il procedimento. Essendo pervenuta e completata la domanda prima del 21 luglio 2016, tratta in vigore della legge 12 del 2016, seppur la pubblicazione sul sito regionale che dà formale avvio alla procedura sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della nuova normativa per tempi tecnici, verifiche e controlli della documentazione, si ritiene che l'iter istruttorio sia iniziato prima del 21 luglio 2016 e quindi si rientra nell'articolo 37,3,4 della legge regionale 12 del 2016. L'articolo 37,3,4, le disposizioni del primo comma non si, glielo leggo, velocemente, le disposizioni del comma primo non si applicano ai progetti dell'attività estrattiva in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive. E il comma 4, i procedimenti autorizzatori in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge. Sergo. Sì, Assessore, io la ringrazio per la risposta. Ovviamente non posso ritenermi soddisfatto per un motivo molto semplice, perché noi abbiamo una legge regionale che norma anche quelli che sono i procedimenti e le istruttorie nei procedimenti dell'amministrazione. Io faccio solo riferimento alla 7/2000, laddove si dice che nell'avvio del procedimento è il responsabile del procedimento che individua il responsabile dell'istruttoria. Se il procedimento è stato avviato il 27 luglio, mi chiedo come fosse possibile avere una domanda in istruttoria prima del 27 luglio. Ora, che lei ovviamente faccia passare il tutto come acqua di rose, qui c'è un problema giuridico non indifferente. Qui c'è un problema giuridico non indifferente, perché se la legge avesse scritto tutte le istanze pervenute, voi avevate tutte le ragioni del mondo. Siccome avete scritto, perché era già presente nel disegno di legge, che si sarebbero prese in considerazione solo le domande già in istruttoria, se l'istruttoria è partita dopo il 27 luglio non può venire qui in aula a dirmi che l'istruttoria è partita tra il 14 e il 21. Allora, questo è un evidente, immagino, errore che qualcuno poi dovrà valutare. E siccome abbiamo detto, appunto, c'erano anche degli impegni poi che l'assessore si era presa per quanto riguarda le zone in ZPS, eccetera, per quanto riguarda la stesura del PRAE, siamo anche in quel tipo di casistica lì. Ora, come al solito, sono delle scelte di parte. Se vogliamo continuare a far estrarre materiale anche in quelle zone, basta dirlo, bene, se lo si poteva dire tranquillamente anche a luglio quando abbiamo approvato la legge.
oppure no. Mi pare di capire Comunque, che lei non è soddisfatto. No, per niente, perché non è va bene, possibile. la sintesi è Cioè, quella. Perfetto. la legge regionale ci sono 2 leggi regionali che parlano Abbiamo chiaro capito. e mi si viene a dire che la carta o quello che facciamo qua dentro non vale niente. Abbiamo capito. Se devo essere soddisfatto di questo, vedete voi.